Buongiorno, bentornati con questo nuovo appuntamento di A Voi la Linea su Telefriuli con collegamenti e contributi dal nostro territorio. Partiamo da Udine dove sono arrivati i cani poliziotto dopo un periodo di addestramento in forza a supporto degli agenti della polizia locale. Per noi sul posto abbiamo il collega Marco Pasquariello. A te la linea Marco per ulteriori novità su questo particolare arrivo. Sì, buongiorno, siamo dall'esterno della sede della Polizia Locale di Udine. Con me c'è l'assessore Ciani perché oggi si presentano due nuovi agenti di Polizia Locale, due nuovi agenti molto speciali. Sono i primi due cani poliziotto in dotazione alla Polizia Locale di Udine. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Sì, oggi presentiamo alla città due agenti veramente molto particolari e sono due meravigliosi pastori tedeschi di poco più di 13 mesi che hanno fatto tutto un percorso di addestramento e che oggi invece vengono consegnati alla nostra polizia locale per cominciare l'addestramento con i loro conduttori e subconduttori. Ovviamente sarà un percorso che durerà un po' di settimane per poi probabilmente tra metà e la fine di quest'estate essere effettivamente operativi a servizio della cittadinanza. Uno in particolare sarà deputato all'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e uno servirà invece per la sicurezza del suo conduttore, quindi per fare attività di controllo del territorio. Un'ulteriore dimostrazione di quanto la polizia locale stia sviluppando in questi anni delle professionalità diverse rispetto ai classici vigili urbani. C'è chi nega questo ruolo, noi invece siamo fermamente convinti che nell'attività di sicurezza integrata, quindi che dipende dalla collaborazione tra la polizia locale e tutte le altre forze di polizia dello Stato, ci sia un ruolo fondamentale anche della polizia locale che continua a sviluppare delle importantissime professionalità e il nostro obiettivo è quello di valorizzarla sempre di più, in quanto ecco, la politica sulla sicurezza è assolutamente il nostro principale obiettivo. Rendere la città di Udine più sicura è un nostro impegno, stiamo lavorando molto e siamo assolutamente certi che anche questa iniziativa contribuirà notevolmente a far sentire i cittadini di Udine più sicuri. Ecco, si è già pensato a delle zone in particolare in cui impiegarli. Sappiamo appunto la nuova convenzione con il Corpo Vigili Notturni per quanto riguarda Borgo Stazione e la zona di Via Riccardo Di Giusto. Ma ovviamente poi noi come sempre agiremo anche sulla base delle indicazioni che potranno esserci fornite, penso in particolare dalla Questura e dalle altre forze dell'ordine. Ovviamente l'attività si concentrerà laddove i fenomeni di spaccio possono essere maggiormente diffusi, quindi penso ovviamente al quartiere delle Magnolie, penso anche al centro studi, ai luoghi in cui ci sono le scuole, sono luoghi particolarmente sensibili in cui il fenomeno dello spaccio va maggiormente combattuto. Ecco, ho detto già, ci vorrà ancora qualche mese prima che si vedano appunto per le strade, prima che i cittadini udinesi possano incontrarli per le strade, più o meno quando succederà? L'obiettivo è quello di arrivare a quest'estate a vedere questi meravigliosi nuovi agenti a disposizione della cittadinanza, perché ecco, non dimentichiamoci che la polizia locale è a disposizione della cittadinanza, non è contro la cittadinanza, ma è perché le regole si rispettino correttamente e che ci sia maggiore sicurezza, quindi che chi non rispetta le regole venga giustamente perseguito, ma che chi le rispetta e vive correttamente possa farlo nell'ambito di una città sicura, tranquilla e serena, e questa è la Udine che noi vogliamo. Benissimo, ringraziamo l'assessore Ciani, tra poco ci raggiungerà anche il sindaco, vi richiederemo quindi la linea in quel momento. Per il momento è tutto. Grazie a Marco Pasquariello, va detto che gli agenti, questi speciali agenti che affiancheranno la polizia locale di Udine per il contrasto alla lotta contro il consumo e lo spaccio di stupefacenti sono stati già utilizzati per la prima volta in regione all'interno del Friuli Venezia Giulia. Solo poche settimane fa è entrato in attività il primo cane poliziotto della polizia locale ad Azzano Decimo, è stato impiegato dopo un lungo addestramento con il suo padrone per le prime attività che hanno dato già alcuni esiti, sempre per repressione e contrasto dello spaccio, del consumo di sostanze stupefacenti. Quindi un'arma in più per la sicurezza del nostro territorio affidata alle abili mani della Polizia Locale, un corpo molto importante che affianca Carabinieri e Polizia di Stato nel contrasto di questo tipo di fenomeno. Adesso vedo che abbiamo con noi il sindaco di Udine, sempre per parlare di questa tematica, sempre con Marco Pasquariello. A te la linea.
Sì, rieccoci, grazie del collegamento. Ora con noi c'è il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha conosciuto i due nuovi agenti, Izzi e Galand. Sì, due nuovi agenti perché opereranno insieme ai conduttori che sono i veri agenti. Loro sono dotati di questo fiuto importante per trovare droga, perché questo è lo scopo per cui li abbiamo acquistati. Sappiamo che purtroppo la città di Udine è tormentata da questa piaga e anche il comune vuol fare uno sforzo in più per debellare lo spaccio, quindi bloccare lo spaccio degli stupefacenti. E quindi siamo dotati di questa unità cinofila, 2 cani, per poter aiutare la nostra polizia a individuare coloro che spacciano la droga. Fra poco entreranno in azione, adesso avranno un periodo così di stare con i conduttori per ambientarsi, insomma, e riconoscerli, quindi è una fase, sono 2 animali che come sappiamo hanno bisogno di conoscere coloro che li guidano e quindi ci sarà questa fase propedeutica e poi entreranno in azione sulle vie della città di Udine. Ecco, questa presentazione arriva nel giorno in cui si è scoperto anche che la maxi rissa di via Vittorio Veneto aveva come centro appunto anche una contesa di una piazza di spaccio. Eh sì, purtroppo lo spaccio della droga è l'attività che molte persone che non hanno nessun lavoro, e molti di questi sono clandestini, entrati non correttamente sul nostro territorio, che utilizzano il percorso della droga per recuperare soldi. Però il danno che fanno alla nostra gente, ai giovani in particolare, è gravissimo. Non dobbiamo dimenticare che più di un anno fa una ragazza è morta a Udine nella toilette della stazione ferroviaria per un'overdose. Quindi il problema esiste e per quello dobbiamo fare tutti gli sforzi per arginarlo e il più possibile debellarlo. Ecco, i 2 cani opereranno infatti proprio in particolare nella zona della stazione. Ci sarà la zona della stazione perché ormai è risaputo che è zona purtroppo dove c'è spaccio di stupefacenti, quindi saranno lì presenti, daranno una mano a tutte le forze di polizia. So che poi c'è anche la Guardia di Finanza, che anche loro hanno dei cani addestrati a questo scopo, però avendoli noi assicuriamo una presenza continua proprio nei momenti delicati per individuare gli spacciatori. Benissimo, ringraziamo il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, a voi la linea. Grazie a Marco Pasquariello, cambiamo pagina adesso, forniture ridotte del 50% e poi l'atteso parere dell'EMA sui nuovi casi di trombosi. I dubbi su AstraZeneca pesano sull'andamento della campagna vaccinale. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Nella fascia 70-79 anni le prenotazioni per le somministrazioni sono del 10% inferiori agli over 80. Per noi restano vaccini sicuri, ci adegueremo alle decisioni e ai cambiamenti del piano che saranno decisi a livello nazionale. Sul ritorno in arancione Riccardi invita alla prudenza. Sentiamo. Io mi limito ai fatti. I fatti sono che in questo momento AstraZeneca è un vaccino autorizzato dalle autorità scientifiche e quindi noi continuiamo a somministrarlo. È evidente che nel caso in cui ci fossero dei cambi di rotta noi applicheremo le regole che ci verranno date. C'è un solo dato certo che riguarda AstraZeneca e che è coerente con tutte le cose che leggiamo, è che c'è una previsione di una riduzione significativa della consegna delle dosi, quindi parliamo del 50%, quindi quello sicuramente, indipendentemente dalle altre decisioni che potranno arrivare, ne segna una disponibilità inferiore, quindi condiziona sicuramente la programmazione che abbiamo messo in campo. Per quanto riguarda le prenotazioni di vaccini nella fascia tra 70 e 79 anni, anche qui c'è un condizionamento, comunque si pagano un po' queste notizie su AstraZeneca. Vedo che nella fascia d'età 70-79 ci sono 10 punti di differenza rispetto all'adesione dell'over 80. Questo per me è un dato importante, anche se vedo che oltre il valore dei 90 anni siamo al di sotto del 50% rispetto a sostanzialmente un 70% che c'è nella categoria 80-89. Quindi è chiaro, sono dei dati che stiamo osservando, siamo ancora all'inizio di quella fase che ha avviato
l'apertura delle agende, dobbiamo ancora aspettare qualche giorno per vedere se questo dato è confermato. Comunque c'è una tendenza rispetto al fatto che purtroppo le persone inevitabilmente sono condizionate da tutto questo dibattito, che spesso è fatto da gente che più che parlare dovrebbe stare zitta. Il Friuli Venezia Giulia ieri, secondo i dati che abbiamo visto, è sceso al di sotto dei 250 casi per 100.000 abitanti, anche se da provincia a provincia le situazioni sono molto diverse. Di fatto questi non sono più numeri da zona rossa o, come ha detto ieri Brusaferro, è meglio andarci cauti? Io sono per andare cauto, non sono per fare delle corse che sarebbero sbagliate. Però non posso nemmeno dimenticare che la nostra attività di screening e di sorveglianza è molto più elevata rispetto a quello di tante altre regioni. Tanto è vero che se noi vediamo il rapporto dei casi positivi sul numero di tamponi, noi siamo in questa settimana la terzultima in Italia. Quindi mi verrebbe da dire, da noi c'è una misurazione del contagio reale. Probabilmente da altre parti questa misurazione non è presente in questi termini. Questo non può essere una penalizzazione per tutta una serie di pressioni che ormai sono evidenti, che arrivano da sotto, cioè il sistema economico e sociale non tiene. Probabilmente dovremmo cominciare a pensare in maniera intensa alla parte del post-Covid, anche sulle patologie che non sono solo ferme, ma quello che il Covid ha generato, e mi domando come noi, come il sistema paese potrà tenere quelle reazioni che possono essere, guardi, per qualcuno condivisibili, per altri no. Però quando c'è una sofferenza che viene manifestata come viene manifestata, possiamo anche condannare, come giustamente viene fatto, la violenza con la quale viene in alcune piccole parti espressa, però la stragrande maggioranza esprime un malessere che deve essere in qualche modo considerato anche alla luce delle cose che dicevo prima, perché altrimenti la gente non ti capisce. Quando la gente non ti capisce, alla fine non è che hai ragione tu, perché come diceva qualcuno che era più saggio di me, alla fine non è avere la ragione, devi trovare anche qualcuno che te la dà. E allora qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci, bentornati con A voi la linea. La Federazione dei Pubblici Esercizi di Ascom Pordenone lancia un appello al presidente Fedriga per sollecitare il passaggio il prima possibile in zona arancione della destra a tagliamento. La FIPE anche chiede di rivedere la soglia del 30% di perdita di fatturato per i ristori, perché si rischia di premiare chi ha fatto il furbo battendo meno scontrini. Sentiamo. La categoria di bar e ristoranti è allo stremo. Siamo in compagnia di Fabio Cadamuro, presidente della FIPE di Ascom Confcommercio Pordenone. I dati sono in miglioramento, però siamo ancora in zona rossa. Ecco, voi che cosa chiedete a questo punto? I dati per quanto riguarda la regione sono in netto miglioramento, di questo siamo anche molto contenti. Quello che noi però vorremmo anche chiedere è la possibilità di valutare l'eventuale zona arancione solo per la destra tagliamento. Oddio, la speranza è che tutta la regione passi in arancione nel più breve tempo possibile, ma se così non dovesse essere chiediamo al presidente Fedriga che si faccia portavoce di un'eventuale zona arancione per la destra tagliamento, in quanto ormai sono 3-4 settimane che per quanto riguarda il nostro territorio i contagi sono sotto controllo e diciamo avremo la possibilità di essere in zona arancione. La zona arancione come locali non ci porta molto di più, però almeno con l'apertura dei negozi e la possibilità di muoversi all'interno del comune senza autocertificazione ci permette di avere quei 4-5 clienti in più, quindi sarebbe già un buon passo, una buona prospettiva per un eventuale miglioramento complessivo che ci auguriamo avvenga nel più breve tempo possibile. Qual è il sentimento attuale dei baristi? Ormai c'è rassegnazione, siamo veramente a terra anche dal punto di vista psicologico, che probabilmente è l'aspetto più importante. Qualcuno mi chiede perché tengo aperto in zona rossa. Ok, per fare 4 caffè e vendere 2 panini, ma soprattutto l'aspetto psicologico e l'impegno che ci diamo. Sveglia la mattina, l'apertura a una certa ora, perché altrimenti rischiamo anche noi di smarrirci e questo non deve succedere, perché dobbiamo farci sicuramente trovare pronti all'apertura, che ripeto, spero avvenga nel più breve tempo possibile. Ecco, per quanto riguarda i ristori, avvengono diciamo in base alle differenze di fatturato dell'anno precedente, ecco, anche su questo c'è parecchio malumore. Ma il malumore viene dettato dal fatto che
deve essere necessaria la perdita di almeno il 30% di fatturato. Qualcuno purtroppo è arrivato al 29,9% di fatturato, il 29, il 28%. Purtroppo in questo caso si è andato a premiare chi magari quest'estate ha fatto un po' più il furbo battendo un po' meno scontrini, e questo è un qualcosa che non va bene, proprio perché scontenta una fetta di operatori che si sono comportati diligentemente e hanno spinto 100 all'ora per poter recuperare un po' i mesi passati. Io spero che venga rivisto questo aspetto del 30% calo di fatturato. Ci sono dei tavoli sindacali a livello nazionale sostanzialmente tutti i giorni, anche ieri pomeriggio alle 15:30 il direttore generale Roberto Calugi era in audizione in quinta e sesta commissione al Senato. Chiaramente le nostre istanze vengono portate avanti, però deve essere la politica che deve dare una risposta. Per quanto riguarda FIPE, la prossima settimana, martedì, è in programma un'assemblea straordinaria che però sarà una sorta anche di manifestazione di piazza a Roma. Siamo stati convocati per la settimana prossima a Roma, come ben dici, una manifestazione tra virgolette di piazza. Sostanzialmente ci saranno tutti i presidenti territoriali, nazionali e regionali. Ci si ritroverà lì proprio per far sentire la nostra voce. Noi comunque siamo sempre per il rispetto delle regole e dispiace magari vedere atti come ieri a Roma, però bisogna anche capire che la gente veramente adesso è stufa e non ne può più. Quindi sicuramente condanniamo la violenza nella maniera più assoluta, ma io vorrei fare anche un appello alla politica nazionale. Io starei anche attento a questi segnali, perché sono segnali veramente forti che arrivano dalla base. Insomma, diciamo che la misura è colma e la speranza è che si possa quantomeno il prima possibile ritornare a lavorare tutti, non solo la vostra categoria, ma tutti quanti. Ma assolutamente sì, siamo veramente stanchi. Ormai sono 13 mesi e ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Quello che anche noi andremo a chiedere è una data certa, perché noi abbiamo bisogno della data certa. Abbiamo bisogno di una speranza, che non sia domani o dopodomani, può essere anche tra un mese, ma l'importante è che ci sia. È una grande installazione apparsa in via Mercato Vecchio, ideata, progettata da 2 architetti per Udine Design Week 2021. Vediamo. Un enorme totem colorato è apparso nel cuore di Udine, al centro della splendida via Mercato Vecchio. Si tratta di un'installazione temporanea presentata per Udine Design Week, la manifestazione dedicata all'arte e al design che accompagnerà il capoluogo friulano fino al prossimo 10 maggio. In realtà quello che si vede nel filmato non è altro che un'illusione ottica creata in computer grafiche dalla Eaton Production di Udine, una casa di produzione di cinematografia che ha deciso di simulare con gli effetti speciali il progetto presentato dagli architetti Cristiano Antenutti e Matteo Mizzaro. Si tratta di un monumento ibrido che mescola land art, arredo urbano e gioco. Si intitola Curve e ogni modulo che compone il totem può essere utilizzato come piano per una panchina o una pedana. Come spiegato dai 2 architetti, si tratta di un'installazione da vivere e con la quale interagire. Secondo il disegno, il regista Gabbo Antonutti è riuscito a ricreare l'installazione immaginata dai 2 designer, realizzando un filmato che mostra l'opera come se fosse stata posizionata realmente. Ed è stato firmato questa mattina un accordo tra Fondazione Friuli e Teatro Verdi di Pordenone, al centro progetti per la valorizzazione di giovani talenti. Ancora insieme in prima fila nell'investire sui giovani e sulla loro formazione, nel creare percorsi di comprensione e analisi della nostra epoca attraverso la cultura, la musica e la potenza del teatro, con iniziative ideate su misura per le nuove generazioni. Queste le direttrici della rinnovata partnership tra Fondazione Friuli e Teatro Verdi di Pordenone, che da quest'anno si concretizza in un vero e proprio accordo d'intesa di durata triennale, a sottolineare la comune visione strategica per il rafforzamento dell'immagine della città di Pordenone, quale centro di fervore culturale e di promozione all'interno del sistema cultura pordenonese. Il patto è stato siglato dai 2 presidenti, Giuseppe Morandini e Giovanni Lessio. Ma oggi si suggella un rapporto importantissimo e storico con il Teatro Verdi di Pordenone, che ha avuto sempre come obiettivi la valorizzazione dei giovani, ma faleva anche sulla grande capacità che il teatro in questi anni ha dimostrato di essere un importantissimo volano culturale ed economico sia per la città che per tutto il territorio. Al Verdi viene riconosciuta una peculiare capacità di fare sistema attraverso azioni di mediazione culturale tra mondi e soggetti culturali diversi. Puntiamo insieme ad una valorizzazione dell'immagine di Pordenone come città della cultura,
un centro in piena effervescenza culturale dove il teatro intende svolgere un ruolo importante. Grazie alla sinergia tra i due enti è in avanzata fase di studio il coinvolgimento dell'Università di Udine, anche tramite il Consorzio Universitario Pordenonese, per iniziative di alta formazione con e per i giovani talenti, attraverso progetti che valorizzino non solo la città di Pordenone, ma tutto il Friuli. E si chiude qui il nostro collegamento. A voi la linea di oggi, un'informazione in diretta su Telefriuli torna con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio a tutti.